Buongiorno a tutti, do il benvenuto a tutti i presenti, in particolare saluto l'assessore Cristiano Corazzari, il sindaco di Arquà Petrarca Andrea Schivo, saluto il presidente Umpli Veneto Rino Furlan, il presidente provinciale Umpli di Padova Giuseppe Pengo. Voglio salutare anche Giorgio Vaccarelli che è presente in delega per Umpli Vicenza, delegato dal presidente Antonio Chemello e anche presidente Pro Loco Colli Iberici. Saluto anche Gloria Trevisiol presente qui di Umpli Veneto, chiaramente anche la dottoressa Battistella della caposegreteria dell'assessorato alla cultura e anche tutti i collaboratori, insomma tutte le persone presenti qui oggi, anche la dottoressa Greggio e il collega Roberto Bett di Treviso. Io farò un intervento iniziale di introduzione di questa presentazione della giornata regionale dei Colli Veneti e poi seguirà l'intervento dell'assessore e quindi degli altri relatori. E innanzitutto io volevo esprimere una grandissima soddisfazione per questa quarta edizione della giornata regionale per i Colli Veneti. Quest'anno saremo ad Arquà Petrarca, ringrazio il sindaco della disponibilità. Come sapete questa giornata regionale deriva da una legge del 2021, la legge 25, siamo alla quarta edizione e per condivisione da parte insomma, di tutti come approccio si è detto ogni anno si tocca una provincia diversa. Il Veneto ha la fortuna di contare 12 ambiti collinari che sono sparsi tra le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona, e questa quarta edizione a completamento cade su Padova. È già stata fatta un'edizione, appunto la prima è stata a Treviso, al Castello di Conegliano ricordo, poi si è passati a Vicenza in Piazza dei Signori, a Verona nel Borgo di Soave e quest'anno siamo ad Arquà Petrarca sui Colli Euganei, territorio peraltro MAB UNESCO da poco riconosciuto, per cui sicuramente un territorio interessante. E dicevo prima, sono 12 ambiti collinari, macro ambiti, perché poi vicino a questi ambiti chiaramente abbiamo delle aree che possono considerarsi collinari. La legge considerare collinari tutti i rilievi fino a 600 metri di altezza, più le aree anche di pianura circostanti. Saluto anche la consigliera Elisa Venturini che ci ha raggiunto, consigliera regionale che rappresenta qui oggi Padova, no? E le colline che abbiamo individuato, peraltro quest'anno c'è anche una mappa che le indica, le fa vedere sul territorio regionale, e sono le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le colline del Montello e Colli Asolani, Colli Euganei, i Colli Iberici, le colline della Pedemontana, delle Prealpi Vicentine, le colline della Valpolicella, le colline dell'Est Veronese, quelle del Garda, Torricelle, colline moreniche e le colline della Val Pantena. Ecco, le vediamo in mappa e si vede questo cuore centrale del Veneto toccato da queste colline. E nel 2025, quindi quest'anno, proseguono tutte le attività volte a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo strepitoso patrimonio di risorse paesaggistiche naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che i Colli Veneti rappresentano. Quest'anno, come dicevo, è stata prodotta questa mappa che dà l'idea che questi colli rappresentano veramente una realtà interessante per il Veneto. Quando pensiamo ai colli pensiamo a sapori, profumi, rumori, colori, che sono termini appunto che ci fanno capire la bellezza di questi territori. Peraltro tutti questi territori che abbiamo visto sono territori che hanno dei paesaggi veramente unici, non sono territori che competono, ma sono complementari perché ognuno ha le sue caratteristiche e infatti non a caso tutti questi territori, se andiamo a vedere, hanno prodotti DOC, DOCG, IGT, DECO. Alcuni territori fanno parte anche dal punto di vista ambientale della rete Natura 2000 ed alcuni sono già patrimonio UNESCO, altri stanno studiando come fare a diventarlo. Per cui diciamo sono veramente un qualcosa di prestigioso e di altissimo valore territoriale che abbiamo in Veneto.
Inoltre voglio aggiungere che in questi ultimi anni, e questo grazie anche a Regione Veneto, il territorio si è anche fortemente infrastrutturato e quindi queste aree collinari sono molto più accessibili. Penso in particolare alla superstrada pedemontana che connette tutto l'arco collinare veneto, collegata al sistema dell'autostrada A4, il corridoio europeo, il corridoio 5, e quindi anche alla 27, alla 31 e alla 22. Pensiamo che in futuro, tra 6, 7 o 8 anni, ci sarà anche, sarà atterrata anche l'alta velocità, e questa tocca la città ad esempio di Verona, di Vicenza e di Padova, e sono porte sempre di accesso al territorio collinare. Aggiungo anche che si è investito molto in ciclabilità, un'opera su tutte realizzata alla Treviso-Stiglia, in fase di completamento ma già utilizzabile, e anche questa tocca le aree collinari perché tocca ambiti comunque che sono in qualche modo collegati con le aree di collina, tra l'altro tra Iberici e Lugani passa proprio in mezzo, poi arriva fino a Treviso. Tutte queste aree poi hanno sviluppato, grazie ai comuni, alle province e anche alle associazioni, una rete di sentieristica, una rete di percorsi ciclabili minori, e quindi sono veramente aree fortemente accessibili. Quindi la Regione Veneto ha investito molto. Lo sta ancora facendo anche perché i documenti di programmazione, penso che recentemente, qui a dicembre abbiamo approvato il bilancio regionale, c'è un documento, quello di economia e finanza regionale, che dedica uno spazio ai progetti strategici e individua anche le aree collinari del Veneto, in particolare le aree già consolidate, penso alle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che hanno dimostrato dal 2019 ad oggi, al 2024, un incremento del 26,4% di nuovi arrivi turistici, con il 60% di presenze turistiche straniere. Ogni anno quindi la giornata regionale dei Colli Veneti interessa con un momento istituzionale, in questo caso una giornata del 23 marzo, l'apertura, insomma, che si apre anche la primavera per promuovere i colli veneti, e vale la pena, visto che questa è la quarta edizione, abbiamo toccato le 4 province, ricordare velocemente il percorso. Il percorso è stato quello di voler partire dal basso, cioè di partire dal territorio, dal locale, e quindi di cercare di smuovere il territorio con delle iniziative. E quindi devo ringraziare l'assessore Corazzari e anche la struttura, perché di anno in anno poi si è dato origine alla pubblicazione di un bando, dopo che il Consiglio regionale, come quest'anno, approva lo stanziamento delle risorse che poi attraverso il bando, attraverso una gestione anche di un partner che è Umpli Veneto, vanno ad atterrare sul territorio promuovendo tantissime iniziative. Siamo passati dal 2022 con la prima edizione dove appunto c'era un format con la presenza del testimonial, con il momento diciamo istituzionale anche in questo caso, ma con una serie di iniziative che si sono promosse durante poi tutto l'anno, perché diciamo il fatto di avere delle iniziative cofinanziate diventa un po' la miccia, poi il territorio si autoalimenta, e a me ha fatto specie quest'anno, specie in maniera positiva, voglio dire qualche giorno fa, per dire, facendo colazione su un vasetto del miele, ho visto la scritta prodotto sui Colli Veneti, quindi cominciano anche i produttori a utilizzare la denominazione Colli Veneti. È stato fatto un logo che viene richiesto sempre più spesso, sia per iniziative ma anche per strutture fisse. Nell'area iberica esiste una tipicoteca che vende prodotti tipici locali. La tipicoteca ha fatto poi richiesta di avere il logo, perché fuori dalla tipicoteca, oltre che esserci l'indicazione Colli Iberici, c'è l'indicazione Colli Veneti, e lì ci sono tutti i prodotti del territorio proprio collinare dei Colli Veneti. Le iniziative sono state, come dicevo, molte in questi anni. L'anno scorso, se non sbaglio, circa 300 iniziative mobilitate con il cofinanziamento, però poi sul territorio in realtà da quelle che si sono anche auto-originate sono state circa 1 migliaio, e sono tantissime, per cui la speranza è che anche quest'anno si possa incrementare lo svolgimento di iniziative. Con questa ultima edizione c'è un programma che poi verrà illustrato, come dicevo, ad Arqua Petrarca, ma un po' diffuso su tutto il territorio collinare. E giunto alla conclusione, io vorrei ringraziare ancora una volta veramente Umpli Veneto,
perché in questi anni, in particolare qui abbiamo il presidente attuale Rino Fullà, ma voglio ringraziare anche Giovanni Folador, perché ha creduto fin dall'inizio a questa iniziativa e un plice ammesso veramente del suo. Io vi ringrazio ancora, lascerai adesso la parola ai successivi interventi e per chi è collegato, insomma, lo aspettiamo ad Arquà Petrarca il 23 marzo alle ore 11:30 per il momento istituzionale, ma durante tutta la giornata, viste tutte le attività messe in atto. Per cui grazie e buona festa dei Colli Veneti. Chiamerei l'assessore Cristiano Corazzari per un intervento. Grazie Marco e un saluto a tutti voi. Io mi unisco naturalmente ai saluti e ai ringraziamenti che hai fatto, con un particolare riferimento al sindaco, agli amministratori, ai nostri consiglieri. Devo dire che tra le tante importanti iniziative che fa il Consiglio Veneto, questa è stata una di quelle che ha conosciuto un ritorno sul territorio più importante e più vivo, e questo mi fa particolarmente piacere, grazie anche a quella rete di volontariato che esprimono le nostre Pro Loco, che rappresentano un esercito straordinario per la nostra comunità e che operano tanto nella promozione del territorio quanto anche nella conservazione di aspetti identitari, culturali, che per noi sono molto importanti e fanno parte delle nostre ragioni amministrative, dei nostri obiettivi. Ecco, con questa giornata naturalmente noi come struttura di giunta ci siamo subito messi a disposizione di quello che il Consiglio ci ha indicato e naturalmente di questo mondo, di questi territori, affinché si potesse caratterizzare il contesto dei nostri Colli Veneti come un unicum coordinato e caratterizzante in particolar modo l'essenza della nostra regione. Cosa più dei Colli Veneti rappresenta la bellezza del paesaggio veneto, delle intelligenze, delle eccellenze della nostra regione. In fondo, quando chi viene magari da lontano pensa al Veneto, pensa a Venezia, ma pensa anche ai nostri Colli Veneti. Anzi, forse Venezia è una realtà talmente grande e talmente importante che è a sé stante. Il Veneto, l'entroterra veneziano, costellato da quelli che sono gli aspetti paesaggistici riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO in molte parti, tra cui ricordo anche Arquà Petrarca e i nostri colli euganei, sono appunto caratterizzati nei nostri colli, che con questa legge per la prima volta trovano una propria dimensione unitaria e trovano delle politiche regionali che si rivolgono a loro in modo coordinato e sinergico. Si parte con questo logo, abbiamo fatto un bando per realizzare questo meraviglioso logo che secondo me è anche molto riuscito e che comincia ad affermarsi sul territorio e comincia a caratterizzare sempre di più l'offerta delle tante eccellenze del territorio, sia per quanto riguarda le manifestazioni, gli eventi, ma anche le nostre produzioni, le cose belle da vedere e da consumare. Noi pensiamo che questo sia un valore aggiunto che diamo a chi vive e lavora e vuole veder crescere i nostri Colli Veneti. Un ringraziamento particolare lo faccio a Marco, perché il consigliere Zecchinato ha creduto moltissimo in questa legge e oltre ad esserne stato promotore è stato veramente costruttore, perché si sono dovuti superare tante problematiche, si è dovuto fare un lavoro tra l'altro di comunicazione, di confronto e di sintesi molto importante sui territori, e se oggi la manifestazione sta crescendo e sta prendendo sempre più piede e trova una condivisione così ampia è anche, soprattutto grazie al buon lavoro che è stato fin dall'inizio fatto da Marco, che non era finalizzato solamente ad una realtà locale, ma era finalizzato ad un patrimonio di tutta la nostra comunità veneta, cioè i nostri Colli Veneti. E ve lo dice chi viene da una terra dove i colli non ci sono, il punto più alto è l'Argine del Po probabilmente. Ebbene, noi abbiamo una legge sul turismo fluviale che ha fatto Laura, però certamente è un sistema che rappresenta una buona pratica, un buon esempio per tutta la nostra regione e rappresenta un buon lavoro fatto dal Consiglio. Anche quando ci si chiede cosa di buono può fare l'istituzione regione per i territori, questo ne è assolutamente un esempio. Ecco, io naturalmente
sarò sempre a vostro fianco per tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel territorio, partendo dall'inaugurazione e per il dipanarsi di tutta questa iniziativa, e sono certo che questa sarà una eredità che da questa legislatura lasciamo al futuro, che crescerà sempre di più, e noi vorremmo che fosse sempre più partecipata e patrimonio condiviso da tutti voi. Grazie, un ringraziamento a tutti voi e buona giornata di Colli Veneti. Ringrazio l'assessore Cristiano Corazzari, che è sempre stato vicino, insomma, a questa iniziativa e ad altre. Ha citato la legge sul turismo fluviale, altro progetto importante che stanno portando avanti come Consiglio e come Giunta. Io adesso lascerei la parola al Sindaco di Arquà Petrarca per un saluto, visto che ci ospita nel suo splendido borgo. Grazie Sindaco. Ecco, ci siamo, sì. Buongiorno a tutti, è con grande piacere che oggi sono qui alla presentazione della 4ª giornata regionale dei Colli Veneti, giornata che è volta a valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico, culturale, naturale ed enogastronomico. Quest'anno ho il piacere di ospitare la cerimonia di apertura ad Arquà Petrarca, comune che ho l'onore di amministrare dallo scorso giugno. E per questa scelta voglio ringraziare il Consiglio regionale, il consigliere Marco Zecchinato, che è anche il primo firmatario di questa legge che ha istituito questa giornata, e tra i cofirmatari c'è anche Elisa Venturini, che rappresenta ovviamente il Padovano, e l'Umpli Veneto e l'Umpli Padova. Ecco. Arquà Petrarca fa parte dei Colli Euganei, come ha detto prima il consigliere Zecchinato, che lo scorso luglio hanno ricevuto il riconoscimento come riserva della biosfera MAB UNESCO. Questo è grazie alla collaborazione che hanno avuto le amministrazioni locali, la provincia, la regione e il Ministero dell'Ambiente. La sinergia del territorio è sempre importante. Arquà Petrarca comunque ne è un simbolo, è un paese che ha saputo mantenere intatta la sua autenticità legata alla figura di Francesco Petrarca, ma anche alle sue tradizioni agricole ed enogastronomiche. Se il nostro territorio continua ad essere attivo e presente, questo è anche grazie alle nostre Proloco. Io definisco sempre che le Proloco locali sono il braccio destro delle amministrazioni, perché sono coloro che organizzano gli eventi e che mantengono vive le tradizioni di ogni comune. Ecco. Quindi io vi invito a venire ad Arquà domenica 23 marzo alle ore 11:30 in Piazza Petrarca per l'inaugurazione di questa manifestazione. Ecco, quindi un ringraziamento nuovamente a tutti voi per essere qui oggi e ovviamente buona festa regionale di Colli Veneti. Grazie. Grazie al Sindaco Andrea Schivo, che appunto ci ospiterà domenica 23. E ora lascerei la parola ai rappresentanti di Umpli, in primis il presidente provinciale di Umpli Padova, Giuseppe Pengo, al quale appunto diamo la parola per un saluto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Sono veramente felice oggi di essere qua perché rappresento l'Umpli Padova, che per me è una questione molto importante, perché quest'anno, dopo il 4º anno, si farà a Padova, ad Arquà Petrarca. Io ho sempre seguito tutti gli anni, ringrazio naturalmente il consigliere Zecchinato, ci siamo sempre visti in questa occasione qua ogni anno ed è sempre un piacere perché si vede sempre di più che sta crescendo questa avventura che si è intrapresa appunto a suo tempo. Abbiamo cominciato all'epoca da Treviso, nel Trevigiano, poi siamo andati a Vicenza, dopo Verona, l'anno scorso Soave, e quest'anno siamo ad Arquà Petrarca. Per me è un onore perché quando ho cominciato a coinvolgere le Proloco del Consorzio Euganeo, Padova è divisa per 5 consorzi, quando ho cominciato a coinvolgere le Proloco stesse, c'è stato subito l'ammirazione da parte delle persone nel poter essere presenti. Infatti su 14 Proloco che fanno parte di questo consorzio, saranno 7 che saranno disponibili per essere lì quel giorno lì. Vi ricordo che ci sarà una trentina di espositori. Forse andrà aumentato di qualche numero perché le richieste ci sono, sì che questo è tutto un lavoro fatto bene, soprattutto anche dalla segreteria di Umpli Veneto, questo bisogna dirlo, che qua abbiamo
abbiamo la nostra segretaria che è sempre presente, la nostra Gloria, e poi anche Nicola Comazzetto che sta facendo un lavoro pazzesco, che insomma lo conosciamo tutti quando è ora di fare queste cose qua, che porta avanti bene tutto il discorso. Ma le Proloco di Padova hanno risposto veramente bene, perché la soddisfazione nell'essere presenti quel giorno là li mette in mostra, no? Li mette in mostra, e allora sono benvenute e stanno facendo veramente, ancora oggi li sento, la Proloco in primis naturalmente di Arqua Petrarca, quando l'ho chiamato presidente si è subito prodigato nel dire subito sì. Ringrazio naturalmente il sindaco che poi ha dato l'ultima parola, perché insomma è lui che decide, ed è il padrone di casa, ed è giusto che sia così. Ma insomma io sono convinto che verrà fuori una bellissima giornata, perché già Arqua Petrarca chiama di suo che sarà bello, perché insomma chiunque di voi conosce Arqua Petrarca sa benissimo qual è il luogo, qual è per noi è il piccolo gioiellino, no? Che c'è nei Colli Ugani. Io vi aspetto, come diceva il sindaco prima, io vi aspetto ad Arqua Petrarca, quel giorno là saremo in tanti, perché sicuramente saremo in tanti, la segreteria di Umpli Padova è a disposizione per qualsiasi informazione, e ci sarà naturalmente anche là il punto per informazioni, perché attività ne vengono svolte molte. In quel caso là ci sarà anche per l'occasione nel pomeriggio la casa del Petrarca, dove si faranno le visite guidate gratuitamente, okay? Che insomma anche questo non guasta, e so già che le prenotazioni sono insomma non basterebbe il pomeriggio naturalmente. Verranno poi allestiti dei giochi come una volta, come abbiamo visto anche nelle altre occasioni, e verranno collocati un po' insomma nella piazza più alta rispetto a quella più bassa, dove c'è appunto dove ci saranno collocati i vari banchetti, e saranno messi in un'altra posizione proprio per allargare un po' tutto quello che è il territorio, per farlo vedere a tutti quanti questo bellissimo paese. Io posso dire soltanto viva il volontariato, perché insomma questo è grazie al volontariato che si fa questa cosa qua, grazie alla Regione perché ci crede, ha creduto in noi Umpli, ringrazio il mio presidente Rino Furlan perché la Regione crede molto in noi, insomma, perché insomma facciamo anche vedere chi siamo, e grazie di tutto, ringrazio di nuovo, grazie a voi, grazie a tutti quanti. Sì, ringrazio Giuseppe Pengo, presidente Umpli Padova. Adesso chiamiamo a fare la chiusura Rino Furlan, presidente Umpli Veneto, e così dalla regia regionale ci racconta Umpli come ha affrontato questa nuova sfida. Allora, intanto buongiorno a tutti. Il mio grazie di cuore va a Marco Zecchinato per aver avuto questa idea di questo progetto, e non è l'unico progetto che Umpli Veneto porta avanti con la Regione, e quindi va detto grazie anche, in questo caso per questa manifestazione all'assessore Cristiano Corazzari, ma alla Regione Veneto, quindi a Luca Zaia, alla Giunta, al Consiglio, in questo caso cito anche Elisa Venturini, perché diciamo è della provincia di Padova, ed è nella provincia di Padova che avviene questa manifestazione. È una manifestazione sicuramente importante, e dico grazie logicamente al presidente Giuseppe Pengo, perché Umpli Veneto ha 7 province, e nel momento in cui c'è una manifestazione che avviene in quella provincia, Umpli Veneto chiede la disponibilità da parte del Presidente, e credo che qua sia stato fatto un bel e buon lavoro in collaborazione con il sindaco di Arqua Petrarca, ma con tutte le associazioni, perché io lo dico sempre, se non ci fossero non solo le Proloco, ma i volontari che sono dietro alle quinte, quelli che mettono a disposizione se stessi, rubando spazio a se stessi e alla famiglia, non avremmo queste manifestazioni. Quello che siamo riusciti a costruire negli anni insieme alla Regione Veneto, dove la Regione Veneto crede nell'Umpli regionale e nelle altre realtà provinciali, si ottengono delle manifestazioni importanti. Lo dicevo prima in un'altra conferenza che era legata diciamo a un'altra manifestazione, dove si fa squadra, dove si riesce a stare insieme, e quindi l'ente pubblico, le amministrazioni comunali, i sindaci, le Proloco, ma tutte le associazioni si riescono a fare manifestazioni importanti come queste. Sono manifestazioni che fanno conoscere il territorio. Lo citava prima il consigliere Marco Zecchinato, abbiamo avuto un incremento di presenze turistiche importanti, e lo dico da diciamo rappresentante nazionale. Noi del Veneto siamo l'esempio, siamo la copia.
Io sono arrivato a Roma nel 2016 e vi garantisco che tante cose che io ho portato dal Veneto sono state copiate e ne stanno approfittando le altre regioni, perché hanno capito che noi abbiamo il modo, la progettualità per riuscire a raggiungere certi obiettivi e a far conoscere il nostro territorio. Io ho in mente la geolocalizzazione, ne parlavo prima col consigliere Marco Zecchinato, perché è quella che ci permette di conoscere il territorio e l'entroterra del territorio, perché non c'è solo la laguna, non c'è solo Venezia, in realtà c'è un territorio che va conosciuto, che alle volte manco noi conosciamo, perché siamo abituati e ci propinano quei viaggi a lunga distanza quando abbiamo dei valori importanti nel nostro territorio. Quindi io ritorno a dire grazie per quello che facciamo. Se continuiamo, e sicuramente questo progetto, lo diceva anche prima l'assessore Corazzari, è un progetto che avrà un futuro, che sicuramente amplierà gli spazi, amplierà la conoscenza e ci porterà ad avere sicuramente un risultato, una visione e una visitazione da parte dei turisti sempre maggiore e sempre più importante. Grazie per quello che stiamo facendo, per quello che si fa insieme, ma lo dico con la passione e col cuore di chi è vicino alla Regione, e la Regione altrettanto è vicino a noi e ci sostiene, ci accompagna. Cito solo, perché l'aveva accennato prima Marco Zecchinato, con la Regione Veneto abbiamo avviato un altro progetto che si chiama Turismo Fluviale. Era nei cassetti della regione, che era dormiente, e a un certo momento, in un incontro che abbiamo avuto a Rovigo, è trapelato che c'era questo progetto. Io ne ho parlato, ho detto ma perché non lo lavoriamo insieme all'Umpli Veneto con la regione, cosa che abbiamo fatto. A fine anno abbiamo firmato questo progetto, il progetto sta andando avanti. Il 13 di aprile avremmo prima la conferenza stampa, ma il 13 aprile ci sarà l'inaugurazione con il taglio del nastro di questa nuova manifestazione. Quindi grazie alla Regione per credere in Umpli Veneto, grazie a tutti quelli che si sono messi in gioco, ma grazie a Marco Zecchinato per Colli Veneti, per quello che stiamo facendo, e grazie anche all'assessore Corazzari. Grazie. Bene, io vi ringrazio ancora tutti, ricordo solo due elementi importanti. Sul sito Cultura della Regione Veneto si trovano tutti i riferimenti legati alla giornata regionale, al bando che è stato fatto, e c'è il rimando al portale di Umpli Veneto, dove ci sono tutte le iniziative inserite, quindi chiunque fosse interessato può entrare in Umpli Veneto Colli Veneti e lì trova tutto, sia dalla richiesta dell'uso dell'eventuale logo, sia per partecipare come struttura, come associazione, come attività alla giornata regionale, e sia per pubblicizzarsi, perché è importante anche questo, via social, non ha costi, nel senso che inserita l'iniziativa ci sono tutti i dati, anche se è un'iniziativa privata o comunque di associazione, e questo è un vantaggio, crediamo, per tutte le comunità che insistono in questi territori. Per cui grazie ancora veramente a tutti e un augurio che queste opportunità vengano sfruttate. Buona festa di Colli.